Buongiorno, grazie. Si sente? Ah, benissimo. Grazie a tutti, grazie per essere qua nella, credo, prima giornata primaverile, una delle prime giornate primaverili, a giugno era anche l'ora. Buona, non so che dirvi, buona Pentecoste per i credenti, buona festa della Repubblica. Beh, quello evidentemente per tutti, non è necessario essere credenti, e non so se poi essere credenti aiuti nel celebrare anche la Repubblica. È possibile di sì, certamente è una Repubblica che ha una Costituzione, come ci ha splendidamente ieri illustrato Salvatore Settis, una Costituzione straordinariamente saggia, sapiente, colta. Certi aspetti della nostra Costituzione forse molti di noi, scusate, questa è una liturgia, ci si dimentica sempre. La domenica suona l'elevazione, se si va al concerto suona naturalmente durante il secondo spat, il secondo ritmo, durante la marcia funebre della terza di Beethoven, per esempio. Ecco, spero che adesso stia zitto. Non perdo tempo in introduzioni, anche perché l'introduzione a chi io sia l'avete già ascoltata evidentemente. Tutte le volte che sento parlare di me in queste circostanze mi viene il sospetto di essere una persona seria, ma poi mi passa subito quando mi faccio il resto del mio esame di coscienza. Non vi allarmate per questa massa di appuntacci, peraltro pagine di giornale, roba dattiloscritta, perché non la leggerò. La tengo qui in mano perché è una copertina di Linus. Quando ci si avvicina all'età dell'Alzheimer, anche se poi non è detto che l'Alzheimer ci colga tutti, grazie a Dio, e si ha sempre paura dei vuoti di memoria. Io francamente vuoti di memoria li avevo già a 20 anni, quindi, però mi accorgo che a 80 stanno aumentando pericolosamente, a volte mi scappano nomi e cognomi, è un classico, no? Bene, allora il tema che io devo affrontare, e poi in un'ora liofilizzandolo tutto quello che volete, è immenso, è enorme, al punto tale che mi chiedo se sia il caso di mutarne un po', non la forma, diciamo, ma il previsto contenuto. Voglio dire questo: io ho tutte le intenzioni di parlare di Leonardo, della sua genialità, dell'ambiente da cui è uscito, del carattere, anche della ragione per cui noi lo consideriamo una delle nostre glorie patrie, che poi, dicendo patrie, aggettivo che viene da patria sostantivo, uno si chiede anche, sì, ma patria in che senso? Perché Leonardo è una gloria patria? È una gloria patria per l'Italia? Io comincerò proprio da lì fra un attimo, perché per illustrare quello che mi interessa veramente comunicarvi nel corso dei prossimi, ormai non più 60, facciamo 55 minuti. Però si potrebbe obiettare che il concetto di patria è un concetto complesso, ed è un concetto che si organizza anche per successivi cerchi nell'acqua, che non è detto siano sempre cerchi concentrici, possono essere cerchi policentrici, dipende dal numero dei sassi che buttiamo su uno specchio d'acqua tranquilla. Se ne buttiamo uno solo, i cerchi sono concentrici, quando ne buttiamo più di uno si disturbano o interferiscono fra loro. Il tedesco, molti di voi conosceranno, infinitamente meglio di me, ci vuole poco, il tedesco, che non è vero che sia una lingua dura, una lingua rigida, eccetera, ma è vero che è una lingua molto ricca, come l'italiano, ma in un'altra maniera. Il tedesco ha 3 parole per qualificare la patria, che in italiano non esistono. Noi diciamo patria, dopodiché dobbiamo sempre aggiungerci qualche cosa se vogliamo precisare. Io
come fiorentino, come toscano, come italiano, come europeo, come mediterraneo, come cattolico. Di patrie me ne sento addosso almeno 6 e non sono patrie concentriche. 3 di esse apparentemente sì, l'essere fiorentino, l'essere toscano, l'essere italiano, ma se si volesse parlare della genesi storica di queste 3 patrie si scoprirebbe che non sono del tutto concentriche. L'essere fiorentino e l'essere toscano non significa a un certo punto Firenze si è allargata alla Toscana come entità socio-istituzionale, che quindi in fondo l'essere fiorentino significa ipso facto sentire anche la Toscana come propria patria. Non è vero, se poi dalla patria cittadino regionale, nessuno meglio dei friulani lo capiscono, patria del Friuli appunto, si passa alla patria nel senso dello Stato nazionale e allora le cose cambiano ancora oggi. Un buon inglese ancora oggi, un inglese colto si sente un pochino preso di contropiede quando gli si chiedono ma la tua patria è l'Inghilterra, è la Gran Bretagna, è il Regno Unito o è anche quello che resta dell'impero? Insomma. E se questa domanda si fa a un canadese o a un australiano le cose si complicano di conseguenza. Gli italiani hanno solo questo termine, patria. Mi ricordo una discussione di 20 anni fa, triangolare, che poi finì anche un po' sui giornali, che ebbero anche se dovrei dire avemmo, ma non me la sento perché sono troppo più modesto degli altri 2 interlocutori, che ci fu, ecco, diciamo che ci fu, tra Massimo Cacciari, Ernesto Galli della Loggia e anche io. E anche per colpa o per causa, scegliete voi, merito no, per causa mia, perché io avevo usato l'espressione patria europea, che era un'espressione che 30 o 40 o 50 anni fa, io sono europeista dalla fine degli anni 50, europeista convinto, anche se non mi sono mai iscritto a movimenti federalisti o altro, io ritenevo che si dovesse pensare all'Europa in termini di patria, cosa sulla quale Cacciari era dubitosamente d'accordo, Galli della Loggia era piuttosto dubitosamente in disaccordo, e mi ha fatto piacere che invece in un bell'articolo sul Corriere della fine d'aprile lui abbia usato a sua volta il termine patria europea, e io gli ho un po' ricordato questa nostra vecchia discussione, che forse si sarebbe potuta concludere, e si concluse in realtà proprio con un accenno a un fatto linguistico e a un'analogia una non analogia tra l'italiano e il tedesco. In italiano si dice solo patria, in tedesco la parola patria si può declinare in 3 modi diversi. Prima di tutto Heimat, che non è vero sia un termine nazista, che poi il nazismo abbia particolarmente approfondito, seguendo del resto un trend che era già risorgimentale, parlo del risorgimento tedesco, o romantico, questo concetto di Heimat come qualche cosa di intimo, di segreto, Heim, no? Il mistero, il segreto, il focolare, eccetera, eccetera. E questo è ciascuno di noi ha una Heimat, ha uno Heimat. E poi c'è il Vaterland, però c'è anche il Großvaterland. Io non mi posso sentire europeo, nessuno può sentirsi europeo, credo, a livello di Heimat. Anche se tutti noi saremmo, quasi tutti, se poi qualcuno è un extraeuropeo, lui no, ma quasi noi, tutti noi saremmo disposti a accettare che il nostro Heimat si trova all'interno del più ampio contenitore europeo, che non è nemmeno un Vaterland. Ma certamente l'Europa può essere trattata come un Großvaterland. Se fosse andato avanti il progetto di Costituzione, quello che si bloccò, a mio avviso stupidamente, ma non preterintenzionalmente, si bloccò perché qualcuno voleva che si bloccasse,
per colpa dei francesi, io dico per colpa, qualcun altro preferirà dire per causa o per merito, per colpa di francesi e olandesi che al loro referendum del 2004, se non vado errato con l'anno, si dissero contrari a parlare di radici cristiane dell'Europa. Se il progetto fosse andato avanti, oggi noi forse avremmo una Costituzione, una traccia di Costituzione europea, e a questo punto si potrebbe anche parlare di quella cosa di cui il territorio inesplorato, di cui non parla nessuno, nonostante dovrebbe essere stato, avrebbe dovuto essere, fino dagli anni 50, uno degli argomenti fondamentali. Costruiamo un'Europa, che cosa? Una nazione, qualcuno propose, sull'analogia evidente di nazione americana, qualcosa che non è nazio nel senso socio-antropologico del termine, ma che lo può diventare in senso politico. Gli americani ci sono riusciti, anche se in questo momento sono alquanto in crisi, come tutti sappiamo. E gli europei ci hanno tentato, è stato proposto più volte, con maggior forza dai trattati di Westfalia, quindi alla metà del Seicento in poi, ma non ci sono mai del tutto riusciti a parlare di una nazione europea, ma si sono posti il problema come costruire una realtà sovranazionale e anche sovrastatuale europea. Scegliamo la formula della federazione, scegliamo la formula della confederazione, quindi prendiamo la Germania o gli Stati Uniti d'America o la Svizzera come il nostro modello. Ne hanno parlato anche costituzionalisti e no, anche politici. Il problema è caduto. Queste sono tutte prove dell'impressione che ho rilevato dalla bellissima Lectio Magistralis di Salvatore Settis di ieri, ma ci si chiederà, Leonardo cosa c'entra? C'entra in questo senso. Qual è la patria di Leonardo? Nel 1939 non si aveva dubbi a rispondere, Leonardo è italiano. Nessuno negava che fosse fiorentino, anzi di Vinci, che è un paese piuttosto spostato verso il pistoiese, dove già la Florentinitas si sente diversa, e se invece di Vinci Leonardo fosse nato in Casentino, fosse nato in Maremma, la sua Florentinitas sarebbe ancora diversa. E quindi nel 1939, quando si trattò di celebrare un decennale, non mi ricordo quale perché sono debole in matematica, della morte di Leonardo, morto come tutti sanno nel 1519, non c'erano dubbi, Leonardo era italiano ed era un grande genio italiano, era una delle grandi espressioni della stirpe, si diceva già stirpe e purtroppo nel 1939 si era già cominciato a chiamarla razza, non perché il termine razza non sia utilizzabile, ma perché in quel momento era utilizzabile in un modo molto particolare e come sappiamo non è stato Fausto. Leonardo come esempio del genio italico e quindi come espressione di un paese che, cosa che oggi fa leggermente sorridere, ma che allora non faceva sorridere affatto, un paese che, anzi una nazione, anzi un popolo, i tre termini non sono sinonimi, come sapete, ma possono andare pari passo, un popolo di eroi, di santi, di navigatori, di trasvolatori e perché no, di grandi artisti e perché no, di inventori. Leonardo potrebbe essere raffigurato o menzionato tranquillamente sul frontone del Palazzo delle Esposizioni dell'Eur, lo spirito con cui è citata la pericope mussoliniana sul Palazzo delle Esposizioni dell'Eur, il Colosseo quadrato, come amiamo chiamarlo noi italiani, è appunto questo. Non c'era nulla da ridere, non c'era nulla, nel senso buono non c'era nulla da ridere, non c'era nulla da scandalizzarsi, era il
distillato del lato più positivo possibile del progetto fascista di costruzione di un'identità italiana che fosse prosecuzione di quella risorgimentale, ma che riassumesse il meglio dell'antichità romana anzitutto, e poi anche dell'Italia dei comuni e dell'Italia delle signorie e poi dell'Italia del Rinascimento, e ci si fermava lì, perché poi c'erano stati i secoli dimenticati, fra il 5 e il 700, i secoli della preponderanza straniera, che naturalmente pensati dalla sponda del 1939 erano i secoli della vergogna, i secoli del disonore, che in questi secoli della vergogna, in questi secoli del disonore poi sia vissuto anche Caravaggio, che sia vissuto Pergolesi, che sia vissuto Vivaldi, eccetera, eccetera. Però si diceva è un popolo privato della libertà, privato del suo carattere fondamentale, che è il fondamentale garante della libertà, la fierezza guerriera, cosa che oggi, detta soprattutto a dei ragazzi, potrebbe sembrare una bestemmia, qualche cosa di incomprensibile, perché noi sottolineiamo con i nostri ragazzi che se c'è un elemento che è il garante della libertà, eccetera, anche a livello collettivo è semmai lo spirito di pace. Ma il 39 era un tempo in cui i ragazzi si mandavano vestiti da piccoli soldati, come sapete, e era un tempo in cui ai ragazzi si proponeva come massimo ideale non quello che magari oggi forse può essere in senso assolutamente positivo, il massimo ideale di ragazzini che stanno crescendo e che ci chiedono cosa posso fare di bene, non solo per me, e già questo in tempi di individualismo galoppante è un progresso, non solo per me ma per tutti. Noi potremmo proporgli l'ideale, per esempio, del ragazzo che a un certo punto parte per un servizio volontario di pace, fa il volontariato e lo fa bene, e lo fa in senso assolutamente ragguardevole e meritevole. Allora si proponeva come massimo ideale, pensate ai monumenti pubblici degli anni 30, il giovane che muore per la patria, che si immola per la patria. Noi è un'ideologia che era una grande elaborazione del lutto, purtroppo sono state le ideologie nate al seguito di questa grande tragedia che è stata la prima guerra mondiale, di questa guerra finita male, non tanto perché abbia vinto la parte che ha vinto, abbia perduto la parte che abbia perduto, non è questo, finita male perché è finita in un cattivo trattato di pace, che non è stato un trattato di pace come invece si diceva allora, lo disse anche il nostro povero Vittorio Emanuele Orlando, questa è una pace pensata per far cessare tutte le guerre del futuro, ma è stata esattamente il contrario, una pace che ha affondato le guerre del futuro, una pace che l'ha fatta finita, non una volta per tutte, ma certamente una volta per il secolo a venire, che l'ha fatta finita con ogni prospettiva di pace. E non è vero nemmeno quello che pensa il grande Ernst Nolte, il grande storico tedesco, il quale ritiene che la prima e la seconda guerra mondiale in realtà sono state una lunga guerra sola, una sola lunga guerra europea, una nuova guerra dei 30 anni, 1914-1945, ma è vero, purtroppo ce ne accorgiamo oggi perché non pensiamo più in termini europei, ci obbligano a pensare in termini mondiali. È stata una guerra dei 100 anni, che la guerra continua, sta continuando. E la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle guerre attuali sono in tutto o in parte l'esito della cattiva pace fondata nel 1919-20. Le cose ormai sono state a sufficienza studiate, ricordate dagli specialisti, forse a livello mass mediale non è così noto, perché a livello mass-mediale purtroppo la storia extra-italiana o la storia extra-europea è conosciuta e studiata meno di quanto dovrebbe, e questo fa sì che noi stessi siamo scarsamente coscienti non dirò la tragedia, che Dio me ne guardi dal pensare
che ci sarà nel futuro, ma diciamo che ci potrebbe essere nel futuro il dramma che adesso stiamo vivendo, il dramma di un mondo dove non passa giorno senza che in varie parti del pianeta si verifichino episodi di guerra molto più collegati fra loro di quanto noi non crediamo. E allora torniamo, il tempo sta passando, torniamo a Leonardo. Leonardo, genio italico. Nel 1939 si poteva pensare in questi termini. C'era da concludere e perfezionare l'ideale risorgimentale secondo cui l'Italia era fatta, bisognava fare gli italiani. Dopo 3 guerre di indipendenza, anzi, come diceva Gioacchino Volpe e molti altri, 4 guerre di indipendenza fatte per liberare il suolo italico, farlo diventare suolo italiano, e adesso bisognava fare la 5ª, perché l'Italia non è soltanto la terra dello stivale, l'Italia è anche il mare in cui lo stivale è immerso, con uno sviluppo di coste di centinaia di chilometri, con una vocazione, se si vuole essere vocazionisti, al mondo marittimo e mediterraneo in particolare. L'Italia è un grande molo che unisce, un grande ponte addirittura che unisce l'Europa all'Africa e anche all'Asia attraverso il mondo balcanico. Basta guardare una carta geografica per rendersene conto. È il molo che separa il Mediterraneo orientale da quello occidentale, e non è libero, o non era libero nelle prospettive nazionaliste del 1939, perché il Mediterraneo era un lago chiuso, non perché non ci fossero sbocchi, ma perché i 2 sbocchi, Gibilterra e Suez, erano in mano a una potenza straniera che oltretutto non aveva nemmeno le sue coste sul Mediterraneo, e quindi non lavorava in fondo, non operava, non dominava in casa sua, ma dominava da lontano. Quella potenza straniera era l'Inghilterra. In quella prospettiva cosa si fa vedere al popolo italiano e ai ragazzi italiani su Leonardo in quel centenario della morte? Leonardo, genio italico, gli si fa vedere assolutamente la straordinaria originalità, la straordinaria modernità, la rottura che Leonardo in persona, insieme con altri senza dubbio, insieme con Machiavelli per altri versi e con altri ancora per altri, la rottura rispetto al vecchio mondo, in particolare rispetto al Medioevo. Leonardo è la modernità. E che cos'è la modernità? La modernità è fondamentalmente il genio individuale, e il genio individuale si giustifica, si comprende alla luce del suo contesto, alla luce dell'ambiente, alla luce dei luoghi, dei tempi e della cultura in cui nasce. Senza dubbio sì, e come si potrebbe fare ad astrarre il genio assoluto dal contesto in cui nasce, ma nello stesso tempo si ama esaltare l'unicità, portare il principio dell'individualità fino a questo suo acme, quasi dove la storia tocca la metastoria, che è il genio, al quale si assiste, ma che ci si rende conto di non poter comprendere alla luce dei soli valori storici e razionali, perché ci si rende conto che nel genio c'è qualcosa di diverso, qualcosa di extrastorico e di metastorico, qualcosa di extranaturale e di meta o di soprannaturale. In altri termini vogliamo dire qualcosa di divino, sia la scintilla del divino pagano sia la luce del divino cristiano, o tutte e 2 insieme in fondo, perché sono 2 modi di intendere una realtà e di avvicinarsi a questa realtà. Quindi Leonardo, genio assoluto. Questo è il Leonardo di 80 anni fa, il Leonardo del 39, della grande esposizione leonardesca del 39. Leonardo, genio italico, genio che poteva svilupparsi soprattutto in Italia, il che vuol dire naturalmente un'Italia dove dall'Alpe a Sicilia, ovunque è legnano, come diceva il vecchio Mameli, sì, ma dall'Alpe a Sicilia
mica ovunque è Legnano, perché Mameli poi continuava, parlava di Ognon di Ferruccio, il cuore e la mano, quindi c'entrava la Firenze rinascimentale, rappresentata da questo eroe di guerra, Francesco Ferrucci, sul quale come fiorentino preferirei stendere un velo. Il personaggio non era poi questo stinco di santo o questo eroe immacolato che si è voluto far passare nelle scuole, ma lasciamo perdere. È un altro modello. I figli d'Italia si chiamano Balilla, è molto divertente che nell'Italia risorgimentale, l'Italia che si è unita sotto la cappa della dinastia sabauda, si celebrasse proprio Balilla, un ragazzo, un portuale, un giovane portuale di Genova, che durante la guerra di successione spagnola, no scusate, la guerra di successione austriaca, siamo nel 1740, fa iniziare la rivolta di Genova contro le forze d'occupazione austriache tirando un sasso contro una pattuglia di soldati austriaci che stavano mettendo in sede un pezzo d'artiglieria. Nel Risorgimento, quale atto da cuore di De Amicis si potrebbe pensare più immacolato di un sasso di un povero portuale contro la forza armata dell'invasore, del secolare nemico austriaco? Sì, solo che il secolare nemico austriaco nel 1740 non era ancora tale. Nell'Italia del 1740 l'abate Muratori poteva dedicare all'imperatrice Maria Teresa alcuni dei suoi volumi, e quindi vuol dire che l'austriaco, non lo dico perché siamo in Friuli, ma lo dico perché la realtà, l'austriaco non era ancora il secolare nemico, lo sarebbe diventato dopo, retoricamente, perché in fondo la gaffe, e io mi chiedo se non fosse una gaffe volontaria, non fosse il vecchio socialista libertario che sonnecchiava nel Duce, l'aver preso proprio Balilla a simbolo della più tenera e fiorente gioventù italica, dal momento che sì, Balilla aveva tirato i sassi contro gli austriaci, ma in quel momento gli austriaci non erano gli occupanti di Genova, erano truppe chiamate dal sovrano legittimo di Genova, che era il duca di Savoia e Piemonte, re di Sardegna, Carlo Emanuele I, antenato di Vittorio Emanuele III, re imperatore, ed erano lì per aiutare la dinastia sabauda. È divertente questo fatto, e prova un po' anche le trappole della storia. E in fondo in queste trappole ci sono cascate del tutto coscientemente. Giovanni Gentili e Gioacchino Volpe la storia la conoscevano, o anche Bruno Bottai, anche Bottai la storia la conosceva molto bene. Nel celebrare Leonardo come genio italico, ma c'è un altro aspetto che interessava loro. Portiamo avanti l'italiano Leonardo di un paese che non è mai stato unitario, di un paese che, al pari della Germania, ha sempre avuto una vocazione policentrica, ma noi nel Risorgimento abbiamo fatto finta di nulla e abbiamo detto che in fondo tutti gli italiani si chiamano Ferruccio, tutti gli italiani si chiamano Balilla, tutti gli italiani hanno combattuto a Legnano, ma Ferruccio e quindi la Firenze del Cinquecento, ma Balilla, quindi la Genova del Settecento, la Squilla dei Vespri, quindi la Sicilia del 200, ma sono cose strane fra loro, sono cose diverse fra loro, avvenute in contesti diversi. L'Italia è un patchwork, se lo vogliamo dire, in termini accademicamente più precisi. L'Italia è una realtà policentrica, è la realtà delle 100 regioni e delle 1000 città, e questo policentrismo il Risorgimento tedesco l'ha rispettato, perché il secondo Reich è stato un Reich federale, c'è voluto il nazismo per far diventare la Germania un paese unitario nel senso giacobino del termine, nonostante il nazismo non amasse la rivoluzione francese. In Italia no, in Italia abbiamo scelto il modello bonapartista, quindi il modello giacobino, quindi il modello dell'unità della patria.
E allora naturalmente bisognava, come dire, levigare questa florentinitas di Leonardo, questa tuscanitas di Leonardo. Era possibile? Ah, certo, in un paese in cui si facevano i monumenti al duce a cavallo, presi dal esemplificati sul Gattamelata o sul Colleoni, Verrocchio. Guarda caso, Verrocchio è il maestro di Leonardo, e si pensava che in fondo il Gattamelata e Donatello o il Colleoni e Verrocchio, tutto sommato erano quasi la stessa cosa. Erano due guerrieri a cavallo, erano usciti dall'esperienza di due botteghe contigue di Firenze, erano il risultato di due modi diversi di guardare al gran cavallo, no? Il gran cavallo che poi Leonardo avrebbe provato a fare a Milano, proprio pensando a Donatello, proprio pensando al Verrocchio, e avrebbe fatto soltanto il modellino in creta di questo gran cavallo, che poi adesso è stato ricostruito più volte in bronzo, eccetera, eccetera. Ce n'è una copia anche nella grande piazza di Vinci, del paese natale di Leonardo, ma è un gran cavallo che, e Leonardo lo sapeva benissimo, era esemplificato su diversi modelli della grande arte scultorea ellenistico-romana, e quindi tutti i gran cavalli, c'è poco da fare, passano attraverso il cavallo di Costantino. E il cavallo di Costantino non è affatto di Costantino, come sapete, perché in realtà è il cavallo di Marco Aurelio, che è ancora lì, lo restaurano, si è parlato anche di eliminare l'originale custodendolo all'interno di un museo, di sostituirlo con una copia, come si è fatto per esempio, non so, col Perseo di Cellini a Firenze. Andrebbe bene, oggi si possono fare copie perfette anche quanto alla qualità del materiale, perfino alla qualità della lega del materiale, questo bronzo che sì, è rame e stagno, ma in proporzioni diverse. Bene, e allora immaginatevi il giovane Leonardo che va a Milano, e va a Milano, come tutti sanno, più o meno 25-26enne, nato nel 52, quindi negli anni 70 del 400, va a Milano perché deve cambiare area. Non siamo ancora nel momento drammatico della storia della Firenze quattrocentesca, le pugnalate della famiglia Pazzi e della famiglia Salviati contro la famiglia Medici, quelle che fecero morire Giuliano, il fratello di Lorenzo, sarebbero state i 2 anni successivi. E Leonardo se ne va 2 anni prima. È una pagina oscura della vita di Leonardo. Si parla di un suo coinvolgimento in un grande processo non inquisitoriale, è un processo diciamo laico, se vogliamo, ma è la laicità del Quattrocento, in cui valori religiosi o etico-religiosi sono sempre in agguato. Leonardo viene accusato con altri in una specie di piccolo scandalo, di grande scandalo, succede a Firenze, nell'ambito del giardino nel quale Lorenzo ospitava le giovani speranze della pittura e soprattutto della scultura e dell'architettura, quindi una scuola en plein air, il giardino di San Marco. Questo gruppo di giovani, a cui apparteneva anche Michelangelo, apparteneva anche Botticelli, eccetera, in questo gruppo di giovani scoppia un episodio di omosessualità, di cui non sappiamo il carattere, la gravità, ma è stato comunque studiatissimo. Pare che Leonardo non avesse molto a che vedere con la cosa e che tutta una storiografia, una semistoriografia, una pseudostoriografia che ha insistito molto su questi elementi di omosessualità in Leonardo sia stata incauta. Si è riferito anche ai suoi rapporti con questo suo allievo, il Salai, eccetera, eccetera. Però, primo, l'omosessualità del tempo non era affatto
qualcosa di eccezionale, al contrario. Secondo, è un po' come nel mondo romano, apparteneva un po' al cursus, non dico honorum, ma diciamo al cursus vitae dei giovani, almeno di certi ambienti. Però naturalmente c'era la pietra di scandalo cristiana. Se nessuno si scandalizzava del fatto che Giulio Cesare potesse aver avuto rapporti omosessuali almeno nell'infanzia o nell'adolescenza, insomma nel mondo cristiano il discorso è diverso, perché come diceva giustamente Michelangelo quando ai cardinali che lo accusavano dopo gli affreschi della Cappella Sistina, alcuni cardinali lo accusavano di aver fatto degli affreschi pagani in quell'ambiente così sacro, e lui rispondeva che il grande modello della cultura greca era un modello che aveva vivificato il mondo in cui allora si viveva, ma la parte dei cardinali che lo accusa invece di non aver seguito abbastanza i greci, di non essere stato abbastanza greco. Quindi il problema non era quello di mettere o di non mettere le mutande ai nudi, no, era un problema stilistico ed etico molto più profondo. Michelangelo ha questa risposta splendida, ma fra noi e i greci c'è Cristo sulla croce. Cristo ha modificato, Cristo ha rivoluzionato il nostro mondo e ha fatto sì che noi abbiamo potuto essere figli spiritualmente, artisticamente del mondo greco, ma lo siamo diventati in un altro modo, ma abbiamo, per così dire, mutato profondamente, in maniera rivoluzionaria, il nostro DNA etico. Leonardo fugge a metà degli anni 70, ha fatto un tragitto interessante da privilegiato. Lui non è affatto un contadinello nato nel basso Valdarno, è il figlio di un notaio, vive in una famiglia abbastanza agiata, infatti lo si sospetta, anzi è senza dubbio un figlio illegittimo del padre stesso di Leonardo e di una schiava. Qualcuno ha chiacchierato di schiave cinesi, ma cinesi no, ma schiave tartare o schiave nubiane a Firenze ce n'erano molte. Se a Venezia prevaleva lo schiavo africano, lo schiavo nero, e infatti nell'arte veneziana ce ne saremmo ricordati a lungo, a Firenze prevaleva lo schiavo che veniva dalla Russia o dalla Tartaria, cioè che arrivava dal Mar Nero. E può darsi che questa Caterina, madre di Leonardo, su cui c'è un velo, eccetera, eccetera, fosse appunto una schiava tartara o una schiava russa, non lo sappiamo con sicurezza. È importante? No, fino a un certo punto, perché Leonardo viene affidato ai nonni, poi vive nella casa paterna, ma Ser Piero era un notaio della signoria. Leonardo ha vissuto ragazzino o quasi ragazzino nel palazzo del Podestà, che sicuramente voi, tutti voi, quasi tutti voi, la stragrande maggioranza di voi conosce il Bargello di Firenze, quindi passare l'infanzia nel Bargello di Firenze voleva dire passare un'infanzia privilegiata, con maestri che lo educavano di quel livello. Era un giovane uomo che viveva proprio nel cuore, nella culla del governo fiorentino, in un tempo, siamo la metà del 400, in cui Firenze è una grande potenza mondiale, non lo è italiana, europea e quindi anche mondiale, non lo è dal punto di vista del potere politico, non lo è militarmente, Machiavelli aveva ragione, se non diventiamo potenze politiche perderemo anche la libertà, ed è quello che è successo, ma lo è dal punto di vista economico e finanziario, che da solo non basta, infatti resta fragile e alla fine del secolo se ne accorgerà, ma in quel momento è importantissimo. Attraverso le banche fiorentine si aprono
tutte le porte d'Europa, a cominciare da quelle importanti, soprattutto il Papa e il primo dei monarchi francesi, che ormai nel 400 non è più il Sacro Romano Imperatore, che resta importantissimo, ma il Sacro Romano Impero è sempre questo mirabile monstrum, come si diceva nel 600, come diceva Samuel Pufendorf, anche scarsamente incomprensibile, poco comprensibile dal punto di vista istituzionale, però sta emergendo la grande potenza europea del tempo, che resterà tale per molto a lungo, che è la potenza del re di Francia. L'Italia è legata in un modo o nell'altro al re di Francia, o perché le signorie, intanto perché mezza Italia apparteneva a una dinastia francese, ma poi soppiantata da una dinastia catalana o catalano-aragonesa. Le altre potenze, a cominciare da Venezia, a cominciare da Milano, a cominciare da Firenze, si collegavano in qualche modo, o per alleanza o per opposizione, alla potenza francese. In quel momento Leonardo viene consigliato, ha vissuto in questo paradiso, lui che viveva e mangiava e dormiva al Bargello, quando usciva di casa la mattina passava accanto al Duomo, girava leggermente a destra, arrivava fino a Piazza San Marco, passeggiava un quarto d'ora e andava nella grande università dell'arte del tempo, dove il magnifico Lorenzo mette bellissimi blocchi di marmo di Carrara, marmo di Luni, si diceva allora più bianco del marmo di Paro, naturalmente da buoni classicisti si pensava al marmo di Paro per eccellenza, ma il marmo di Carrara non era da meno, e lì si imparavano cose bellissime, non solo a livello di scultura, ma anche a livello di misure, di matematica, di proporzioni. Scolpire vuol dire avere a che fare con dei corpi solidi e dover costruire altri corpi solidi. Senza matematica non si va da nessuna parte, esattamente come senza scalpello, ma anche senza evidentemente la pittura, il disegno, la necessità di sapere come sono fatte con precisione le membra umane. Giotto, dico Giotto, non dico Quisquam Populo, Giotto non aveva bisogno di conoscere bene la fisiologia umana, perché lavorava su 2 dimensioni. Gli artisti del 400 si sono messi in testa di recuperare la grande dimensione, la grande tridimensionalità dell'arte antica, cosa che gli eredi diretti dei greci, i bizantini, si guardavano bene dal fare. Non si è mai sviluppata una scultura bizantina, salvo qualche piccolo tentativo. I bizantini in questo erano un po' d'accordo con il mondo musulmano, che diffidava delle riproduzioni umane, quantomeno una riproduzione umana sul piano delle figure piane, pensate all'icone, questo poteva essere ammissibile e anche teologicamente corretto. La tridimensionalità no, perché ricorda l'idolo, e l'idolo è qualcosa contro il quale la cultura cristiana ha combattuto duramente nel corso dei secoli. Anche in questo c'è una rivoluzione, ma se si decide di ricostruire la tridimensionalità, e allora bisogna, per forza di cose, perdonatemi la brutta abitudine di guardare l'orologio, ma devo concludere, allora per forza di cose bisogna recuperare anche la fisiologia. Ecco quello che fa Leonardo. E il giovane Leonardo, quando se ne va da Firenze, non scappa. Ha avuto un processo, ne è uscito abbastanza bene, sapete come si esce dai processi, no? Qualche ombra resta sempre, cambia aria. E dove va? Va nella Milano di Ludovico il Moro. Filippo Sforza era stato ucciso Gian Galeazzo Sforza era stato ucciso da poco. C'era questo nuovo signore
signore che passava per essere un uomo di guerra, un uomo dissoluto, pieno d'amanti, eccetera, ma molto generoso, e gli fa il primo curriculum della storia, gli spiega che cosa lui sa fare, mente, perché non le sapeva fare tutte quelle cose, mente dicendo io sono un grande architetto di armi, di fortezze, di ordigni militari. Non è vero, non le aveva mai fatte. Il suo training alla scuola del Verrocchio era la pittura, la scultura, l'ingegneria civile. Il Verrocchio è quello che ha preso un'immensa palla di bronzo e non si sa nemmeno come abbia fatto, l'ha piazzata in cima alla cupola del Brunelleschi. Poi è venuta giù dopo qualche anno, però nell'81 ce l'aveva messa, quando Leonardo non era a Firenze, ma insomma era uscito da poco. E Leonardo va da Ludovico il Moro e ci resta per molti anni e farà il pittore, lo scultore, l'ingegnere di corte, disegnerà fortezze, disegnerà strumenti di guerra, farà anche il ritratto delle amanti di Ludovico il Moro, della Crivelli, della Belle Ferronnière e via discorrendo. Fa anche questo un artista del Rinascimento. L'artista del Rinascimento, come quello del Medioevo, come quello di sempre, ha bisogno di patron, ha bisogno di gente che lo aiuti, ha bisogno di gente che lo protegga, ha bisogno di gente che lo finanzi. Leonardo è anche questo, sarà questo anche con i re di Francia che lo ospiteranno. Morirà a servizio di Francesco I, che lo amava svisceratamente, ma che gli faceva fare le cose più varie, dai ritratti anche lui delle amanti, fino alle suppellettili d'argento o d'oro per la tavola, per i pranzi o le scene di corte, l'organizzazione di grandi spettacoli. Leonardo impresario, una delle prime performance che fa Leonardo non è strumenti di guerra, che forse non li sapeva nemmeno fare, e del resto lui ha fatto degli schizzi, non ha realizzato delle vere e proprie cose. Non è vero che abbia inventato il sommergibile, l'aeroplano, la bicicletta, eccetera. È vero che ha fatto degli schizzi di questo genere, come ha studiato i movimenti dell'aria o dell'acqua, e quindi l'aereo e il sommergibile c'entrano, perché sono due strumenti che per funzionare bene devono tener conto delle mutabilità dell'elemento acqua, dell'elemento aria. È un genio in questo senso, un genio inserito in un ambiente, in un momento storico particolare, che non spiega il genio non si spiega. Si può studiare la storia, la geografia, l'ambiente, il paesaggio, la fisiologia. Leonardo è stato un grande fisiologo, un grande anatomista, sì, anche il suo dissezionare dei cadaveri appartiene a questo, senza questo non ci sarebbe stata la grande arte leonardesca. E poi naturalmente c'è quello che non si spiega. Non l'hanno spiegato nel 1939, quando Leonardo è stato fatto passare per un grande genio di guerra, ma nella mentalità del 1939, anche quella delle persone più elevate. Tutto questo, che oggi sarebbe uno scandalo, era del tutto normale, non si spiega oggi, mentre si può far passare Leonardo con altrettanta legittimità, ma con altri argomenti, come un grande genio di pace, quindi un uomo aperto all'umanità, perché oggi, e torniamo in chiusura al discorso che si faceva in apertura, perché oggi il bisogno di patria è sempre intatto, ma il concetto di patria è cambiato. Per noi oggi essere cittadini di qualcosa, avere una patria, significa anzitutto pensare e dover pensare all'umanità. Allora, come era giusto nel 1939, giusto nel contesto del suo tempo, e dire questo non è relativismo, è relatività, che è una cosa diversa. Come era giusto nel 1939 pensare al grande italiano e al genio di guerra, anche se Leonardo non può essere incapsulato in questi due aggettivi, l'italiano e il guerriero, è giusto oggi pensare a Leonardo come uomo di pace,
a Leonardo che fa le dighe, a Leonardo che si occupa dell'irrigazione, a Leonardo che si pone il problema di come organizzare una città pulita, una città vivibile, una città dove i miasmi della necessaria produzione artigiana o manifatturiera, non diciamo industriale, non arrivino fino ai piani alti dove si debbono coltivare i giardini e dove si debbono sentire non puzze, non afrori, ma semplicemente profumi o aromi. Voi direte, beh, questa è una visione molto antidemocratica della città, la povera gente può anche aspirare le puzze e magari morirne perché i miasmi sono spesso velenosi, ma chi sta in alto e chi vive nelle regge e nei giardini non deve esserne toccato. E certamente questo ci riporta a Leonardo, che vive in un contesto, in un ambiente in cui la vita culturale è profondamente segnata, come lo è ancora oggi, dalla necessità di vivere in armonia con un certo contesto. Certo che Leonardo ha avuto bisogno di padroni, certo che Leonardo ha avuto bisogno di protettori, certo che ha avuto bisogno di sostenitori e di finanziatori che non sempre l'hanno capito nel suo grande genio, e probabilmente qualche volta è sfuggito perfino a lui la grandezza del suo genio, ma che comunque lo hanno sostenuto e sostenendolo hanno permesso a noi di procedere in una visione sempre più ampia e sempre più vicina alla realtà, perché lo sforzo di chi si occupa di storia è questo, non ricostruire una realtà che di per sé stessa è ricostruibile, ma cercare di avvicinarsi sempre di più. Oggi noi che siamo nani sulle spalle dei giganti, grazie al lavoro fatto nei secoli precedenti, siamo non più lontani da Leonardo da Vinci, nonostante cronologicamente ci allontaniamo da lui perché il tempo passa, ma siamo più vicini perché abbiamo recuperato una quantità di elementi storici, culturali, scientifici, eccetera, che la gente del passato non conosceva e che noi oggi possiamo riconoscere e ricostruire meglio. In questo senso il vero Leonardo, e questo è vero per tutta la storia, il vero Leonardo non ci sta nel passato, ci sta nel futuro. Noi conosceremo meglio Leonardo da Vinci continuando a studiarlo. Noi lo conosceremo meglio non perché lui cambierà, lui è lì, quello che ha fatto al fatto e nessuno lo può toccare, lo possiamo dimenticare, lo possiamo falsificare, gli possiamo fare qualunque cosa, ma non possiamo modificare la sua essenza, però cambiamo noi. Ecco perché il Leonardo del 39, in fondo sono 80 anni, ma nella vita di un uomo sono molti, anche troppi, ma nella vita di una civiltà sono pochi. Il Leonardo di 80 anni è venerabile, ci serve moltissimo, abbiamo ripercorso la mostra del 39 per fare le nostre mostre di quest'anno, però nello stesso tempo è un Leonardo che non è più lui. Il Leonardo di oggi è forse più vero di quello del 39. Il Leonardo di domani, fra 10, fra 20, fra 30 anni, sarà ancora più vero, perché la storia funziona in questa maniera. Nei Demoni di Dostoevskij c'è un dialogo bellissimo che si svolge intorno a questo personaggio chiave che è il nichilista slavofilo russo Shatov, che fa un certo discorso in un salotto buono della Russia dell'Ottocento e a un certo punto un suo interlocutore, anzi un'interlocutrice, gli dice: ma signor Shatov, voi credete in Dio? E la risposta di Shatov è: io crederò in Dio. Cioè quando il progresso, la scienza, la giustizia umana, la moralità conquistata collettivamente mi permetteranno di pensare che siamo nelle condizioni per far scendere Dio, cioè la verità, la giustizia, la libertà sulla terra, quel giorno io crederò in Dio. Dio come speranza proiettata nel futuro e come grande conquista dell'umanità. Oggi siamo molto lontani anche dalla mentalità di Dostoevskij e da quella di Shatov, ma resta vero che o si crede in un futuro in cui si proietta il meglio di noi, o siamo destinati a fallire nel
nostro compito di oggi. Grazie.